calciatore scomparso compare dall'aldilà. Salve a tutti carissimi, oggi voglio raccontarvi una storia un po' triste, però anche che apre la porta ad una grande speranza circa il destino dei nostri cari. E questa storia riguarda un calciatore molto famoso, purtroppo scomparso diversi anni fa. Subito dopo i funerali, la moglie di questo calciatore si trovava nella casa dei suoi genitori e quindi dei suoceri di questo calciatore. La moglie stava dormendo in camera. A un certo punto vide all'improvviso una grande luce gialla, un bagliore accecante, e lui era lì, vestito esattamente con gli stessi abiti che indossava il giorno dell'incidente. Ecco che egli apparve in mezzo a questa luce splendente, vestito esattamente come quel giorno in cui aveva lasciato la vita, e disse alla moglie: sono venuto qui perché sono andato via senza avere il tempo di salutarvi. Quindi si sedette sul bordo del letto. La moglie lo guardò stupita e vide che il suo volto era sereno ed emanava tanta pace, tanta tranquillità, e conservava ancora quella sua aria timida. Quindi la moglie chiese a suo marito: dimmi, com'è lassù? Ed egli, guardandola con affetto infinito, le rispose: ah, è come qui. Ci sono gli stadi, sai, ci sono le case ed anche le strade. E pensa che ci sono anche le moto. Quindi, dopo averla guardata con infinito affetto, le disse: salutami i tuoi cari genitori, il tuo papà e la tua mamma, e di che anche se io adesso sono qui, in questo luogo meraviglioso, io comunque non mi sono affatto dimenticato di tutti voi, sapete, sai. Quindi si alzò dal letto. Lei iniziò a implorarlo di restare. Oh, ma resta ancora. Dove vai? Ma lui ormai si era messo in piedi e, guardandola con infinita dolcezza, le disse: no, il mio tempo ormai è scaduto. Poi la luce diventò sempre più piccola, e andò a finire nella toppa della porta. Allora la moglie si recò proprio vicino alla porta, la aprì e
con sua grande sorpresa, vide che c'erano tutte le luci accese, anche quelle dei lampioni in giardino. Quindi la moglie chiamò il suo papà e lui accorse e cercò di spegnere le luci, ma non ci fu niente da fare. Sembra incredibile, ma quelle luci rimasero accese per tutta la notte. Provarono a spegnerle, ma non ci fu nulla da fare, quindi andarono tutti a dormire. Ci deve essere sicuramente qualcosa che dopo la morte rimane e c'è in chi non c'è più una nostalgia dei propri cari, un desiderio di tornare a salutarli, soprattutto quando non si è fatto in tempo a dire loro addio.